nostro obiettivo è un obiettivo ambizioso di iniziare da domani a 40.000, oltre 40.000 vaccinazioni al giorno. Quindi se ci arrivano vaccini, visto e considerato che alla volta del 3 maggio di lunedì avremo quella settimana una fornitura di 356.000 vaccini, una settimana straordinaria perché poi si torna a 200.000. Noi contiamo di far veramente in fretta anche per la classe over 60. La campagna vaccinale nel Veneto va avanti spedita, a tal punto che il presidente Zaia annuncia di questo passo si potrebbero vaccinare anche i quarantenni entro l'estate. Intanto questa mattina sono state aperte le prenotazioni fino al 19 di maggio e sono almeno 72.000 i posti per gli over 60. Non solo, Zaia non esclude di poter aprire i cinquantenni già a metà maggio. Non escludo di anticipare i cinquantenni a metà maggio, perché se voi fate il calcolo, se riuscissimo a fare 40.000 vaccini al giorno, ce ne mancano ancora da vaccinare 466.000, voi capite che vuoto per pieno, come diciamo sempre a Tosato, in 10-11 giorni noi li vacciniamo tutti, il che vuol dire che è verosimile che a metà maggio si aprano le agende per gli ultra cinquantenni. Mi appello ai sessantenni, ha continuato il presidente, a prenotarsi subito in modo da non sovrapporre le classi di età. Se volete un consiglio, cerchiamo, se abbiamo più di 60 anni, di prenotare non il 19 maggio, ma diamoci un obiettivo di farlo prima del 10 maggio. Trovate le agende aperte fino al 19, però se lo fate prima al 10 ci permettete di partire prima con i cinquantenni e di evitare sovrapposizioni.